quando iniziarono il concerto pensavo che esplodesse il locale. Una potenza mai sentita a Padova da nessuno. Il loro sound era assolutamente unico. Gli Acajou suonavano anche down-tuned. Rimasi atterrito dal loro concerto. Gli Acajou erano una delle band oggettivamente migliori di quel periodo lì, secondo me, col senno di poi, essendomi occupato di musica per tanti anni. Era una band che aveva deciso e aveva delle regole, forse non avendole, però le regole ce l'avevano, perché comunque gli Acajou erano volume, erano stoner, erano un marchio di fabbrica, avevano il suono, che è una cosa difficilissima da trovare, da ritrovare, quindi avevano un marchio sonoro fortissimo. Intro, strofa, ritornello, assolo di chitarra erano qualcosa di più diluito, di più psichedelico, non c'aveva proprio quell'ordine canonico. Il ricordo che non si può raccontare è perché una sera in un concerto in cui non stavo tanto bene, in uno stato semi-allucinatorio, gli Acajou stavano suonando, d'accordo? E quindi ho vissuto questa sorta di allucinazione con gli Acajou che suonavano, e lo sconsiglio al mio peggior nemico. E vedi questo annuncio anche timido, era un piccolino, sai, di quelli che stacchi con tagliati, scritto Acajou cercano bassista. Suonavo ancora coi Frutteti, sai, pesante, era comunque il gruppo di nome. Mi presi giù il numero di telefono e ci trovammo, ma iniziamo a provare. Ecco, e proprio lì il feeling è stato immediato. E quando suoniamo c'è sempre quel feeling del primo giorno, è quello che fu un amore, è sì, un nuovo amore, diciamo, possiamo chiamarlo così. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci proprio spiritualmente, direi, tra membri di band, con Jester, che è comunque l'attuale batterista sempre dei Positiva, e in più c'era il Doc, Alessandro De Crescenzo, un chitarrista eccezionale. A contattarmi fu il bassista. Io ho conosciuto in un patronato Ale Doc De Crescenzo. Sappiamo chi è, sappiamo come suona, se non è il più bravo chitarrista che c'è in Italia adesso, poco ci manca. Nasciamo facendo solo musica nostra. Ci trovammo, mi ricordo, qui in Guizza, era semplicemente un crossover, cioè crossover che era poi il genere che andava molto negli anni 90, cioè incrociare tutte le cose, e veniva fuori qualcosa che comunque era molto simile al pop. Lo definivamo una specie di space rock influenzato dal funky. Cioè, quindi ognuno metteva le idee e poi si costruiva un pezzo che poi cambiava magari 2000 versioni. Però con una forma canzone semplice, molto cantabile, molto fruibile per tutti. E questa, diciamo, che era la prima fase dei Positiva. Noi abbiamo iniziato a suonare perché volevamo diventare delle rockstar, fin dal primo momento. Quindi diciamo che l'idea è sempre stata quella, forse anche presuntuosa, di essere sicuri di avere qualcosa da dire, qualcosa da comunicare. Ci aveva influenzato molto in quel periodo là il disco dei Luna Pop, quindi per noi diventava un po' una specie di, sì, un punto di riferimento, cioè, ti ripeto, non musicale. Per chi suonava e aveva 20 anni al tempo era un punto di arrivo, cioè, fondamentalmente. Poi l'Unione della Sorte io lavoro con Cesare praticamente da tantissimi anni, non mi ricordo neanche quanto. Siamo andati a fare la band di Federico Stragà, quindi quello ci ha portato ad andare anche in TV, fare i programmi in televisione, andare a Super. Quindi grazie a lui abbiamo fatto svariate apparizioni televisive a livello nazionale, con il nostro manager dell'epoca, Antonio Fiabane, che è un autore, cantautore bellunese, che ci ha proposto un suo testo, un suo brano, che era appunto I Love You veramente.
e ci dona, diciamo, questo suo pezzo, perché è il pezzo di Antonio, insomma, che era veramente. Per noi era un po', come ti dicevo prima, il pezzo pop che forse ci avrebbe proiettato verso una cosa molto simile a quella dei Luna Pop, no? Che è stato approvato e, come dire, stampato, prodotto da Sony Universal, e sostanzialmente quello poteva sembrare appunto il momento che noi dai famosi 13 anni stavamo aspettando, e in realtà, cioè, si è rivelato un fuoco di paglia, però comunque ci ha dato modo anche questo di crescere e di smaliziarci, insomma. Stiamo parlando di 2000 copie. È la qualità della musica che fa la differenza, non la sua facilità, e quindi si può fare dell'ottimo pop molto fruibile, appunto molto immediato, senza per forza farlo risultare banale. In via Roma, dove c'è il portico della Banca d'Italia, e ti parlo prima metà degli anni 90, c'era un negozietto di dischi per lo più heavy metal, si chiamava Stone Roses, e lì era un po' il ritrovo di tutti i metallari di Padova. Lui era super fanatico dei Pantera e dei Megadeth, lui era proprio un thrasher. Gli inizi sono stati che c'erano Mauro e Nico che avevano delle canzoni praticamente già pronte, io mettevo giù le mie liriche e Mauro me le cambiava perché le sue erano più belle. Ha ragione, perché è vero. C'era stata da subito la volontà di fare le cose seriamente, fare le cose il più seriamente possibile. Voleva fare quel suo genere un po' più AOR, cioè più maturo, perché lui è sempre stato Van Halen. E un gruppo hard rock proprio come, un po' come lo sognavo, cioè nel senso, come quei gruppi che mi avevano ispirato, insomma, come quei gruppi che avevo visto così fine anni 80, primi anni 90, quando ho preso in mano la chitarra per la prima volta. Noi abbiamo registrato il nostro primo EP nel 2002, l'abbiamo pubblicato a inizio 2003. Pink Lizard e Rock and Roll Injection. C'era voglia di sentire quel genere di musica lì, perché se tu pensi in quegli anni là, allora qua in Europa avevi i Darkness in classifica, in America avevi Velvet Revolver, gli Audioslave e tutta l'ondata di gruppi scandinavi, Turbo Negro, Becker Babies, Core Superstar. Alla fine ci siamo girati l'Italia suonando, perché abbiamo suonato da Torino al Nordwind, che era un locale a Bari, a Roma, al Jailbreak. Tanto fuori dal Veneto, via da Padova, abbiamo suonato dappertutto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Basilicata, Marche, forse anche in Abruzzo, non mi ricordo, ma mi sembra di sì. I live, finché suono, mi ricordo quasi tutti. Quello che succedeva prima e dopo mi ricordo quasi niente. Si suonava tanto, avevamo un furgone per spostarci, le cose cominciavano ad andare benone e cominci a crederci. Caspita, proviamoci, facciamo sul serio. Se non riesci a fare il salto di qualità, cominciano i nervosismi, cominci un po' a buttarti le colpe addosso uno con l'altro. Eravamo arrivati a fare un sound più pesante. Era figo, mi piaceva da morire, puntavo ad arrivare a un sound tipo i Black Label Society. Se avessimo trovato un punto d'accordo, probabilmente staremmo ancora andando avanti con i Pink Lizard, non lo so. Ma per me la musica era una rivalsa, ok? Era il mio modo di dire, io questo so fare, magari non ti piace, magari non lo faccio bene, ma questo è il mio modo di comunicare. Per appunto noi cresciuti con la cultura del glam rock, Guns N' Roses, Motley Crue, perché io non ero liscio naturale, io ero riccio, e no, non si fa glam da ricci, solo i Kiss possono.
e quindi ore a stirarli, madonna quanto mi sono ustionato la testa con le piastre e i phon, e poi la cotonatura deve essere impeccabile. Ma eravamo io, Tommy, Ace e Mav, primo live. Il mio cuore lo ricorda con tanta gioia. Se pongo le mie orecchie invece suppongo che sia stato uno scempio sonoro, una roba inenarrabile. I primi supporti più interessanti, i primi turetti un po' più interessanti, quindi diciamo che là c'è stata la chiave di volta positiva, dove tutti noi anche a livello di musicisti ci siamo messi meglio sullo strumento personale. Abbiamo fatto i primi 2 album con Ace, poi divergenze, lui ha deciso di prendere una strada più posata, quindi sposarsi, laurea e tutto quanto, noi invece dritti come dei sittoni alla rovina, e abbiamo preso Andy a suonare con noi, che quello è stato il periodo dove abbiamo cominciato ancora a emergere un po' di più. Il primo album era Whiskey for Rock, e poi abbiamo fatto un singoletto per l'appunto dove c'era Sexy Telephone e Devil's Nails, che Devil's Nails era una canzone dedicata a Freddy Krueger del ciclo di Nightmare, dove con Pacino poi tentammo anche la via di vedere se riuscivamo a infilarla in qualche colonna sonora di qualche film che poteva venire fuori. Heaven is not a place for us, dove ho chiamato a cantare tutti gli amici. C'è un pezzo di strofa che la canta Kelly, un pezzo di strofa la canta Pacino, un pezzo di strofa la cantava Ross, un'altra Jack, perché per me era un po' chiudere anche un cerchio. L'ultimo concerto di Sei Duane io passai tutto il tempo, tutto quell'ultimo concerto, a pensare al toast che mi aspettava alla fine, e ho detto ok, questo è il mio modo di comunicare in questo momento, è finito. Nel 98-2000 e mi chiama il mio cantante, credo da una cabina telefonica, perché all'epoca non c'erano i cellulari. Vieni subito qua, devi sentire questo gruppo. La scintilla vera e propria ce l'ha data una data dei Crack House ad Arre. Vado in piazza e mi vedo una scena allucinante con un Royce che suonava un assolo sopra un tavolo, un Beppe con un gilet piumato che cantavano Pleasure Toy. Ho detto no, qua bisogna fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa di questo tipo. Abbiamo tirato su la prima band e da lì siamo partiti a fare canzoni nostre. Il suono che abbiamo seguito, io ho cercato di sbraitare come Beppe e poi ho cominciato a fare i miei ascolti, ad avere le mie direzioni. E all'inizio c'erano i vari Busted, Crack House, Baby Ruth, e per noi era tipo vedere, che ne so, come i Motley a Los Angeles. Si è registrato il primo disco fatto da Gigi Rock, che era Do You Mean This Horny Crap, che è stato anche, se non ricordo male, prodotto tutto da Ale da Boione, finanziariamente. Che tolto la soddisfazione anche del secondo posto nel contest, e la roba che fa ridere perché praticamente vedendo, eravamo al Matto Rosso, c'era la finale, vedendo un po' il mood delle band che c'erano, tutte band molto brave ma sicuramente meno cazzone di noi, e noi finito la nostra performance ci siamo messi come sempre a bere litri di birra, mentre lo speaker ci cercava per dire che avevamo vinto il premio giuria e che eravamo arrivati secondi, noi proprio non ci credevamo. E dopo l'ultimo, che è più un EP di 5 brani, dove appunto c'era Freaks and Fire, Stereo Art e altre. Per me ha significato tantissimo ed è stato uno sfogo personale. Cazzo, io devo andare a lavorare, non rompermi i coglioni se non ho studiato la parte.
voglio solo bermi la birretta. E quello alla fine ti distrugge, nel senso che non riesci ad ottenere quello che tutti stanno sperando.